Lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, riparte la sigla? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica... È ripartita la sigla, beh, ma insomma è sempre carina la sigla con la musica di Debussy suonata all'arpa. Oggi mi vedete circondata da delle giovanissime persone che sono qua in studio, quindi la cosa mi rende molto soddisfatta, molto orgogliosa, e presento subito i loro nomi. Allora, cominciamo dalla mia sinistra, anche se dovrei iniziare da Marina Udini. Allora, Jacopo Cavallotti, Salve. L'unico maschio oggi in questo studio, poi Michela Buongiorno. Buongiorno. E alla mia destra Marina Onidi, ecco, ho già sbagliato, aspetta che cancello. Marina, benvenuti qua nei nostri studi, carissimi flautisti, benvenuti. Loro suoneranno in diretta per gli ascoltatori di Radio Libertà, perché hanno portato un programma che è tutto un programma e Jacopo poi ci presenterà via via quello che suoneranno, gli autori e naturalmente illustreranno anche la loro prestigiosa biografia. Se permettete voglio fare gli auguri a Francesco, oggi è l'anniversario di questo grandissimo santo del quale l'anno prossimo pare che diventerà festa ufficiale, avete sentito? Sì. L'anno prossimo diventerà un rosso sul calendario e quindi un giorno per voi che andate al conservatorio, un giorno di vacanza. Studieremo comunque. Studierete comunque. Allora io, se permettete un attimo velocissima, voglio fare gli auguri a degli amici musicisti. Vado in ordine alfabetico: Francesca Aimar, che è un docente di jazz, Francesco Foderà, pianista, Francesco Grano, altro pianista, Galligioni, un violoncellista, Bruno Francesco Leone, pianista, Francesco Parrino, che conoscete anche voi, violinista, e un trombonista, Francesco Verzillo. Conoscete il trombone, il trombonista, questa figura? La figura sì. La figura sì. Bene, allora cominciamo invece adesso a conoscere voi. Cominciamo con te, Marina Udini, che sei, diciamo, la più adulta di questi colleghi che hanno solo 20 anni. Allora, Marina Udini, tu intanto arrivi da un profondo sud, no, più che profondo sud, da un'isola. Sì,
Io vengo dalla Sardegna, ma ormai da 5 anni vivo in Piemonte, diciamo. E Marina Odini, che ha perso la chiacchiera che aveva prima, allora lo dico io da quello che mi ha raccontato, tu da bambina hai suonato in una banda, poi che cosa è successo da questa banda isolana? Io sì, ho iniziato a 11 anni nella banda del mio paese. Io vengo dalla Sardegna, ma non dal mare purtroppo, ma Dall'interno? dall'interno, da un paese, si chiama Villa Cidro, un paese in montagna, vicino a Cagliari. Quindi l'unico modo per avvicinarmi alla musica era appunto la banda del mio paese. Io vedevo sempre questa banda passare, vedevo questo flauto e da lì proprio è nata la mia passione e io volevo proprio suonare il flauto, pur non conoscendolo. Quindi ho cominciato, poi dopo circa 3 anni avevo capito che volevo fare la musicista da grande. E allora ho insistito tanto, perché poi il mio paese non è vicinissimo al Conservatorio di Cagliari, comunque è 1 oretta e mezza, e quindi avrei dovuto prendere l'autobus e avevo solo 15 anni, 14 anni, quindi era un po', sarebbe stato un po' difficile. Perciò ho insistito tanto, poi alla fine son riuscita a convincere i miei genitori e mi sono iscritta al Conservatorio di Cagliari e sono ancora, essendo più vecchiotta di loro, son riuscita ancora a fare il vecchio ordinamento. Infatti Quindi ti sei ho diplomata di direttamente? esatto, io mi son diplomata col vecchio ordinamento dopo 7 anni, alla loro età, 21 anni, Eri già ero maestro, già esatto, ma diciamo. maestro di clarinetto. Mentre tu, Michela, arrivi anche tu da un passato del genere, no, Michela? Sì, io diciamo vengo dall'altra isola, quindi dalla Sicilia, e ho iniziato presto, diciamo, alla scuola elementare, perché come Marina, appunto, vedevo la banda passare e questa cosa per me era molto molto bella, così ho deciso di iniziare. Il mio amore per il flauto diciamo che è arrivato un po' dopo, perché inizialmente non ero molto molto attratta da questo strumento, però, da lì poi non ho mai più smesso di suonare. Infatti poi successivamente ho deciso di intraprendere un percorso al liceo musicale di Modica, dove appunto poi ho completato la maturità musicale per poi decidere di iscrivermi appunto e trasferirmi al Conservatorio di Alessandria. Ecco, tutti e 3 venite dal Conservatorio di Alessandria. Sì. E che cos'ha di specifico questo conservatorio, che è molto bello, io l'ho visto, c'ha una sala con un organo incredibile e anche dei docenti di altissimo livello. Siamo una città di provincia, una città piemontese che compete con i grandi conservatori. Sentiamo la voce adesso di Jacopo Cavalotti. Esatto. Penso che la grandezza di Alessandria sia nella sua piccolezza, nel senso, essendo, potremmo definirlo un conservatorio di provincia alla fine, un conservatorio dove alla fine le anime sono poco più di 300 e quindi si è creata anche con i docenti una vera e propria famiglia, una grande famiglia dove si può star bene, dove si è protetti, potremmo dire così, ecco. Questa oltre ovviamente alla enorme preparazione di tantissimi docenti, ehm, questa è la sua grandezza, ecco, sì. Senti, avete quindi studenti che arrivano veramente da tutta Italia, perché, Michele è arrivata dalla Sardegna, Marina dalla Sicilia. Tu da dove arrivi? Sei Io locale? Tu sei locale. io mi sento escluso da questo da questa cosa, ma arrivo dal Piemonte, da Casale Monferrato. Ah, bella, bella cittadina Casale Sì, piccola, Monferrato, anche sì. lei Sì, però a misura bella. d'uomo. Ha un duomo stupendo, Sì, ha dei monumenti veramente molto belli. il teatro anche Il soprattutto. teatro, sì, è vero. Dunque, a questo punto, cari amici, volete già dare un esempio, un omaggio ai nostri ascoltatori, perché oggi sarà solo musica eseguita da voi in diretta per il nostro pubblico. Quindi sarà,
senz'altro anche molto particolare per loro che ci seguono. Quindi che cosa è il brano? Sentiamo dalla voce di Jacopo, che è più incisiva. No, assolutamente no, però vi eseguiremo oggi 2 pezzi, diciamo, da 2 compositori diversi e partiamo con Quantz, compositore, diciamo, nato alla fine del 1600 e che ha vissuto alla fine nel 1700. Oltre a essere un incredibile compositore, forse è celebre perché è stato maestro e compositore personale di Federico il Grande di Prussia e era anche un ottimo flautista, infatti ricordiamo per il flauto il trattato di Quantz. Ecco, oggi vi eseguiremo una delle sue tante sonate che ha scritto per il trio di flauti, quindi un'opera originale, la sonata in re maggiore, che è composta in 5 movimenti. Noi ve ne eseguiremo 4 partendo dal vivace iniziale, ecco. Poi via via farete gli altri così, diciamo, in Esatto. ordine sparso. No, tenteremo di seguire un ordine. Ah, seguite un ordine. Seguiamo un ordine, poi chiaramente quando faremo gli altri interventi annuncerò il movimento che andremo ad eseguire e poi con una piccola parentesi sul Novecento. Bello, bene, bene. Quindi avete scelto un programma anche abbastanza così un po' diverso. Sì, Si esatto. parte dal tardo 600, no, arriviamo quasi ai giorni nostri. Allora, mentre voi preparate il flauti, io mi allontano per lasciare così spazio a voi 3 musicisti. Ricordiamo Marina Odini, perché Onidi. aspetta, me lo scrivo grosso e stampatello. Nidi. Nidi. Ma perché lo sbaglio? Capita solo a me? No. Ah. È comune Perché qua io- in Piemonte, in Sardegna no. Perché è un nome abbastanza Sì, usato. esatto. No, io con i nomi veramente li storpio tutti. E guai se storpiano il mio, però mi dà molto fastidio. Allora, Marina Onidi, Jacopo Cavalotti e Michela Bongiorno. Allora, ragazzi, se volete prepararvi con i vostri strumenti, io intanto magari racconto ancora 2 cose ai nostri ascoltatori e poi lascio il palcoscenico tutto a voi. Grazie. Allora, i ragazzi si preparano con il loro flauto, un flauto d'argento che suona molto bene. Non so chi è dei 3 che dà il la. Marina Onidi darà il la. Ecco, quando sono pronti preparano anche i loro spartiti, si alzano per la loro esecuzione, che verrà inquadrata bene dalla nostra sveva. Ecco, si stanno preparando, questo lo dico per chi ci segue da casa e magari non è in diretta anche televisiva. Quando siete pronti me lo dite che io scompaio. Prendiamo un la e ci siamo. Prendete, ecco. Allora lasciamo spazio ai ragazzi, togliamo la cuffia. Ecco, bravissimi i nostri 3 flautisti. Ah, non era finito? Sì, sì.
Ah, Ci ecco, stiamo no, solo spostando. perché qua siamo in arretrato con Esatto, lo schermo. esatto. Allora, facciamo ripetere dalla voce bella profonda di Jacopo che cosa abbiamo ascoltato. Tanto Marina Onidi si risiede. Se vuoi ripetere per chi... Sì, abbiamo eseguito il primo movimento della sonata in re maggiore di Johann Quantz, fa parte del trio sonata, composta da 5 movimenti. Nel prossimo intervento vi eseguiremo il largo di Il questa il sonata. largo, molto bello. Io chiedevo prima a voi, lo chiedo anche a Marina e poi sentiamo anche l'esperienza di Michela. Quest'anno vi siete trovati tutti quanti per il festival Le Altre Note, questo bellissimo festival che si svolge in Valtellina, un festival itinerante. Voi avete suonato anche nelle Alte Vette, no? Anche tu, vero Marina? Nelle Alte Vette. Sì. Che impressione, che cosa avete tratto da questa esperienza di suonare quasi in un ghiacciaio un po' sciolto? Esatto, è stato molto suggestivo, e bello anche perché comunque, era per una causa ambientale abbastanza sentita e abbastanza forte. Diciamo che non è stato semplicissimo, appunto, perché comunque non era un ambiente, a noi familiare in cui suonare. Comunque siamo abituati a suonare, nei teatri, nelle sale da concerto, quindi suonare, su un'alta vetta è stata un'esperienza particolare che rifarei sicuramente. E che cosa avete suonato? Abbiamo fatto dei duetti, alcuni tratti da, le arie della Regina della Notte, Ah, alcune arie di belli. Mozart, sì. Eravate voi 2 Sì. soltanto? Soltanto voi 2. Senti, invece voglio chiedere a Michela che cosa questi 10 anni che vi dividono fra voi, che sono sempre pochi, fra te, tu e Jacopo da Marina. Diciamo dal punto di vista musicale si sentono, si avvertono, ormai vi siete quasi raggiunti? Allora, diciamo che per noi è sempre un grande privilegio comunque suonare con Marina, perché diciamo che i suoi 10 anni in più di esperienza, sia a livello proprio musicale che a livello espressivo, si sentono e comunque si percepiscono. Per noi questo è anche un motivo per cercare di magari suonare con qualcuno che è più preparato di noi, uno stimolo per andare avanti e cercare di migliorare sempre di più. Quindi per noi è un È esempio. trascinante. Assolutamente È sì. trascinante. E siete tutti tu no, ormai hai finito il percorso, diciamo di studio, ma siete tutti allievi del maestro Stefano Parrino, Sì. al quale mandiamo un grande saluto, è un grande flautista, è veramente una persona molto, super preparata e molto simpatica anche, Che cosa potete dire del vostro maestro? Eh. Si fa correre anche, Troppe cose si potrebbero dire sul nostro maestro. però vi divertite anche fuori conservatorio. Sì, 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 assolutamente. Avete anche la vostra parte, così personale, la pizza, Sì, 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 sì. E mi sento un po' in imbarazzo per parlare, perché direi soltanto cose belle. Il nostro maestro e anche la sua famiglia sono delle persone incredibili, Beh, quindi ma questo è bello perché, beh, tu abiti in Piemonte, quindi ma probabilmente per chi sta lontano come forse, Marina e Michela, avere così questa famiglia musicale accanto non può essere che sì. di Non è una cosa da poco. non è una cosa da poco. Senti, Marina, tu hai parlato prima che vi piacerebbe, creare un quintetto. Sì, diciamo che, appunto proprio per questa diciamo questa cosa di crescere, andare avanti, cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi, diciamo che abbiamo pensato di creare un quintetto di flauti, non fatto semplicemente da flauti in do, ma comunque anche da flauti speciali, quindi ottavino, flauto in sol, flauto basso. E ovviamente ci saranno insieme a noi altre 2 nostre colleghe che frequentano il conservatorio e speriamo appunto che questa idea che abbiamo pensato potrà crescere e darci delle Realizzarsi. soddisfazioni. Ma avete già le
buttato le basi, insomma, i 5 ci sono. Sì, assolutamente. E quindi Jacopo sarebbe l'unico L'unico lui? sì. Beato fra le donne. E poi non ti sentirai in superiorità, e quindi chi darà poi il lato al quinto? Sempre Marina. Sempre Marina, che essendo la senior del quintetto. Bene, è una cosa molto bella questa. Senti, e per avvicinare i giovani, i vostri amici alla musica, perché voi suonate, siete giovanissimi, poi però, come dicevo, come sapete benissimo, nelle sale da concerto sono solo teste grigie, è vero o no, Jacopo? Risulta essere un denominatore comune questo ormai. Ma ma come si spiega? Perché in Italia non c'è la cultura, pur essendo la patria della musica, non c'è l'educazione alla musica. Probabilmente, non sono dell'idea che non ci sia la cultura, c'è, la nostra storia ne è piena. Penso che non ci sia un'adeguata, educazione alla musica, e si scelga da un certo punto di vista, in maniera quasi scontata, la cosa più semplice da fruire, quindi la musica attuale senza l'ascolto della musica classica è una ricerca molto profonda, che intacca l'animo umano una volta che la si scopre. Quindi non è una ricerca facile, anzi. Quindi questa diciamo idea dello scoprire è molto più complesso di fruire qualcosa di che già esiste, che quello che è la musica attuale. Nulla a togliere ovviamente. Comunque auguriamoci che, non so, anche voi giovani abbiate un futuro adeguato ai vostri studi, e non magari così dover scegliere in altri ambienti, in altri ambiti, perché sarebbe veramente una delusione, un dispiacere, cosa dici Marina? Il fatto beh, tu sei già avviata come carriera, quindi penso Sì. che problemi non ce ne siano. Sì, diciamo che io son stata fortunata. Io adesso da un mese ho preso il ruolo alle scuole medie musicali, insegno flauto traverso alle scuole medie musicali, quindi mi sento quasi una privilegiata in realtà per aver proprio trovato lavoro a tempo indeterminato, come insegnante del mio strumento, perché vedo purtroppo tanti colleghi che devono fare altro. Devono rinunciare. Già. Ma i bambini vi seguono volentieri, si divertono, poi vedi un certo interesse da parte loro, oppure così è un'ora subita? No, tantissimo Ecco. interesse, vedo tantissimo interesse. I ragazzi poi chiaramente dipende sempre anche dagli insegnanti, da come ci si pone con loro, però, io vedo sempre, almeno dai miei allievi, un grande interesse, anzi si fermano anche di più alle lezioni, quindi, questa è una cosa buona, perché essendo le future generazioni, secondo me è tanto importante educarli già da piccini. Ecco, ma chiedo allo studio dello strumento segue anche un piccolo percorso di storia della musica? Sì, Ecco, questo fanno la parte della musica al mattino, poi invece fanno storia della musica, e invece al pomeriggio fanno proprio la lezione frontale di di strumento con me, strumento. sì. Bene, meno male che almeno Marina ha trovato già la sua strada. Senti Jacopo, tu, ti diplomerai fra pochissimo, no? Sì, così pare. Così ossia? Adesso? A dicembre. A dicembre, ecco. E hai già un'idea del dopo? Sì, continuo con finirò con il triennio, e dato che c'è la possibilità di iniziare prima di finire, ecco, in conservatorio il percorso, diciamo quello che chiameremo magistrale, il biennio, inizierò a fare Ah, il perché poi c'è biennio. ancora il biennio Sì, ancora. Ah esatto. beh, allora quindi sei Sì, e s finirò la mia prima parte di studi e quindi poi per 2 anni sei a posto con lo studio. sì, sì, sì. Mentre tu Michela a che punto siamo? No, invece io frequento inizio adesso il terzo anno di triennio, quindi completerò la triennale l'anno prossimo, tra ottobre e Sì. dicembre. Però siete tutti abbastanza alla stessa altezza come suono, dico riuscite a esibirvi insieme nonostante diciamo anche differenze di studio. Ehm
credo che allora, noi, come diceva Michela giustamente prima, siamo, veramente onorati di poter suonare con Marina perché, diciamo la sua ricerca di un determinato tipo di suono, di una determinata tipo di tecnica ci aiuta molto. Quando si suona assieme, alla fine si riesce a captare qual è Le rubate qualche segreto di alla è fine giusto. il più grande artista, come diceva Picasso, è quello che ruba, quindi il nostro tentativo è quello di apprendere sempre e creare sempre del bene e delle cose piacevoli e Marina, diciamo con la sua enorme esperienza ci aiuta molto con questo. Ehm, e per la questione del suono anche l'uniformità eccetera, diciamo avere lo stesso insegnante da questo punto di vista Indubbiamente, aiuta senz'altro. molto. Senti, volete prepararvi per una prosecuzione del brano? Certo. Cosa dite? Quindi adesso che movimento fate, scusa? Il largo. Il Il largo. largo sempre della sonata di Quantz. E di quanti movimenti è composta? 5 e oggi ve ne eseguiremo 4. Che sarebbero Il vivace iniziale, sì, largo, il largo, il rigaton. il rigadon che è una specie di minuetto più veloce sì? e infine il allegro vivace finale, ecco. Bene, Con un intermezzo diciamo, con un intermezzo sul Novecento. bello, Novecento francese, bello. ma non annunciamo nulla No, ancora. no, assolutamente, lo teniamo alla fine. Esatto. Lo teniamo alla fine. Intanto ricordo che è un programma sempre in diretta, senza filtri né censure, quindi chi volesse anche intervenire 02 92 94 72 22. Allora, cari amici flautisti, preparatevi pure, che io come sempre lascio campo a voi. Suonate, avete il vostro spartito, ma cosa ne pensate dello spartito elettronico? Dopo me lo dici, perché da un punto di vista così estetico, lo dico io, non è bello da vedere, è più bello vedere lo spartito, quello che volta le pagine, così è legato proprio allo strumento. Lo strumento elettronico, vabbè, farà parte della praticità o della comodità. Va bene, siete pronti? Allora tolgo la cuffia, i ragazzi hanno il loro flauto e li lasciamo per il movimento, l'adagio.
promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. E torniamo in diretta, carissimi amici invisibili, come li definisco io, mentre in persona io ho il piacere di avere questi tre giovanissimi flautisti, Marina Onidi, c'eravamo già con lo sbaglio, Marina Onidi, già diplomata da diversi anni in flauto, Jacopo Cavalotti, che invece sta finendo il triennio, e Michela Bongiorno, che anche lei sta completando il triennio per poi proseguire con il biennio. Quindi la strada musicale di studio è ancora abbastanza lunghetta, se vogliamo, però già eseguite concerti, siete già con un'attività musicale avviata, piano piano. Sì. Piano piano. Abbiamo una chiamata, bene, pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Buongiorno Elisa, che Buongiorno, segui sempre le nostre complimenti a Marina, trasmissioni. Michela, Jacopo, fai bene a invitare i giovani talenti. Dovresti farlo per ogni strumento musicale perché è molto bello. Prima di tutto sono bravissimi. Hai visto che Vederli carino? suonare in diretta è molto emozionante. Quindi complimenti a loro e grazie a te. A loro auguro una carriera di successi e di cose meravigliose. Ci arriveranno senz'altro perché sono molto, bravi, molto sono bravi. talentuosi, come si dice, anche se è una parola che non con mi un piace. bravissimo maestro, quindi Bene. veramente complimenti, grazie. Fallo per altri strumenti. Vediamo di trovare i giovani, devo dare... Ce ne sono andavi a tanti. scovare nei conservatori. Certo, bisogna Io adesso attingere da sempre lì. in ascolto, grazie mille, complimenti. Grazie ciao. Elisa, grazie. Allora, dunque, adesso ho perso il filo di quello che volevo dire. Vabbè, state facendo questo percorso 3+2, cosa che invece Marina Odini ha già terminato da tempo, però appunto siete già inseriti un po' in quello che possono essere questi concerti in Valtellina, no? Avete già eseguito, tu addirittura nelle Alte Vette. Chi è che è andata nelle Alte Vette? No, tu sei andata nelle Alte Vette. Con Jacopo. Ah, con Jacopo. Sì, siamo andati assieme. Arrancando sulle vette. Arrancando sulle vette. Ma avete fatto un po' di allenamento prima? No. Io ero al mare in Sardegna prima. Ah, tu eri in mare in Sardegna e poi ti sei trovata a 3.000 metri a suonare. un bel salto. Senti, e nel vostro tempo libero che hobby avete? Michela? Diciamo che adesso è un po' difficile seguire degli hobby. Fondamentalmente abbiamo scelto una strada che
impegni a studiare. Esatto, e quindi il nostro hobby diciamo che l'abbiamo sacrificato per dare spazio al flauto. Ma dove vivete? Dico Alessandria vivete proprio come città entrambi? Sì, Anch'io. tutti Ah, e tutti e 3 in tre. Alessandria. Tutti Sì. vicinissimi di casa proprio. Ah, che bello. Beh, insomma, senti, in Piemonte si mangia e si beve bene. Quindi quello vi piace, vi lo gradisci tu, vedo Sì. che sorride Jacopo. Beh, Appunto. beh, Beh. sì, qui siamo patria di tante cose infatti, buone, sia esatto. da mangiare che da bere. Quindi questo lo apprezzate tutti e 3? Sì, penso Sì. parleranno io son di parte, lascio la parola a loro. Sì, decisamente, anche perché in realtà, i nostri hobby l'unica cosa che riusciamo a fare nel nostro tempo libero è magari incontrarci tra di noi, siamo anche amici oltre a essere colleghi, magari mangiarci una cosa. In realtà facciamo anche un po' di ogni tanto qualcosa di siciliano, qualcosa di sardo, Giusto, giusto quindi sì. per far conoscere le cucine della propria regione, questo è giusto. Però in questo caso, il Piemonte fa da padrone, quindi è veramente buono. Beh, fa piacere che insieme alla musica apprezziate anche il buon cibo, perché sono 2 arti che viaggiano di pari passo, è vero? Vedo che Jacopo Sì, diciamo di sì. Non sono un gran mangione, però apprezzi. apprezzo la Ah. buona cucina. Senti, i vostri programmi prossimi. Allora, tu Marina? C'è Io, qualche concerto, c'è qualche in realtà adesso, al Conservatorio di Alessandria, proprio lunedì inizia la Flute Week, la Vivaldi Flute Week, che sarebbe appunto una settimana di s intensiva di flauto? di flauto, e abbiamo un concerto con l'ensemble di flauti, del conservatorio delle 2 classi, quindi sia di quella del maestro Parrino che dell'altra classe del maestro Campitelli. Faremo un concerto con l'ensemble il 9 settembre, il 9 ottobre, scusate, sono rimasta indietro di un mese. E sarete coinvolti tutti e 3, anche tu Sì, Marina? sì, Tu Michele, Michela. sì, diciamo che siamo tutti insieme. Io, nonostante abbia terminato il mio percorso di studi, mi Chi ha piace collaborare coi giovani Perché tu non lo sei giovane? ma rispetto a loro no. Sì, sì, Ma Beh, certo. rispetto a loro, avendo 10 anni di studio in più, uno si sente già che appartiene a un altro settore, diciamo. Senti, e sarete tutti flautisti? Sì. Tanti. Un gruppo enorme di flautisti, Ma sì. quanti È sarete? una tipo 20. E anche un po' Quanti? 20 circa. Una duran ventina. Sì, durante la settimana sicuramente più di molti di 20, più. a suonare, il giorno 9, diciamo tra i 15 e i 20, sì. Beh, insomma siete tutti alla stessa altezza come No. Diversi percorsi di studi. Sì. Esatto. quindi ci sarà un programma che riesce a coinvolgere tutti e 20 flautisti. Sì. Quindi semmai un programma al in ribasso come difficoltà. In realtà no, perché, la bellezza di questa, grande unione che abbiamo tra di noi, con i nostri colleghi, è il fatto di provare a spingersi sempre più in alto che in basso. Quindi il programma che eseguiremo potremmo definirlo bello tosto, Sì. considerando che faremo anche una trascrizione della Serenata per archi di Tchaikovsky. Ah, caspita, Ehm che è già pronta. Esatto, Sì. che celebre Serenata per archi trascritta per ensemble di flauti, che è una pietra miliare, per la musica Beh, classica sicuramente, ma è molto difficile, ecco, ed è aperta al pubblico Sì. sì, questa giornata. Che ora sarà? Sarà alle 18:30. 18:30, Alle 17:30 presso il Conservatorio di Alessandria. sì. Ripetete anche il giorno se qualcuno ci ascoltasse da quelle Il parti. 9 ottobre alle 18:30 presso l'auditorium del Del Conservatorio conservatorio. Vivaldi. 9 ottobre che giorno è, scusami? Giovedì. Un giovedì, beh, è un giorno anche possibile, un bel giorno infrasettimanale. Senti, andiamo avanti con l'ascolto o preferite no, io vorrei un attimo, Sveva, se mi rimetti per cortesia la fotografia, perché voglio fare gli auguri ancora. Avete De Francesco, degli amici che volete ricordare? se ci sta guardando Fa riauguriamo gli auguri a Francesco Parrino. certo, ma se Però n'avete qualche amico proprio vostro, personale, che potete magari vi così sta a memoria seguendo Io sincer no. no? Mi viene. No. Mi metti la fotografia, Sveva, del Francesco il Santo, del Francesco Santo? Ah, l'hai messa, eccola qua, 4 ottobre
Santo della pace dei poveri, porta la leggilo tu perché per me è già lontano. Santo della pace dei poveri, porta la pace in ogni parte del mondo, nelle nostre famiglie e nel cuore di ciascuno di noi. Ecco, delle belle parole, San Francesco è un nome molto comune, non va mai giù di moda, è sempre di moda e non va mai giù di moda. Quindi ricordo ancora i nostri amici Francesco, io ne ho tanti veramente, ma mi fa piacere ricordarli, Francesca Aimer, docente di jazz, che insegna al Conservatorio di Pavia, Francesco Foderà, pianista, Francesco Grano, pianista, che ha studiato con un grande maestro in Calabria, Galligioni, violoncellista, Bruno Leone, pianista, Francesco Parrino naturalmente e l'amico trombonista che è Francesco Verzilo, che è stato qua nei nostri studi, alcune volte con il suo trombone, un trombone francese e un trombone tedesco. Conoscete questi strumenti? Sono molto belli, molto anche esteticamente sono, coreografici. Allora, adesso sempre da quest'autore che cosa Vi eseguiremo il terzo movimento che, diciamo tipico dei terzi movimenti, questa sorta di minuetto, sempre di Quantz, sempre della sonata. E dopo questo movimento qui faremo quello di cui parlavamo prima, questo spacco nel Novecento, ma di cui vi parleremo dopo. quindi adesso fate questo, poi dopo concluderete con il Novecento o c'è qualcos'altro in C'è mezzo? ancora l'ultimo movimento di Quantz, che è un vivace, ecco. Ma cosa fate? Li fate continuati? Se abbiamo tempo, no, se no Vediamo, adesso vediamo se è una chiamata in linea oppure se invece dovete andiamo Sveva, che cosa è stata una cornetta, quindi sentiamo di che cosa si tratta. Non è per noi? Ah sì, allora mandiamola in diretta. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, io sono Francesco Parrino. Ciao, volevo ringraziare Francesco, ciao. degli Tanti auguri a nome auguri. di tutti Francesco, i ragazzi per le bellissime parole e soprattutto dire che apprezzo molto questa cosa che hai iniziato oggi di invitare giovani colleghi a presentarsi perché diciamo le persone più in avanti di età come me per esempio tutto sommato non ne hanno bisogno, invece i giovani hanno bisogno di essere incoraggiati. Quindi questo è un ulteriore merito di Radio Libertà, in particolare tuo e di tutto lo staff che sta dietro l'angolo della musica. Complimenti di cuore. Grazie Francesco, tanti auguri, complimenti a questi ragazzi che sono qua in studio, che hanno un maestro, un illustre maestro che quindi come vedi gli permette di esibirsi in pubblico, un pubblico che non si vede ma che c'è e quindi li apprezziamo Sveva e io in primis perché siamo qua negli studi. Grazie Francesco, un abbraccio e un brindisi. È già andato, vabbè avrà seguito allora preparate il vostro flauto nuovamente e quando siete pronti io naturalmente mi allontano perché siate ben visibili per il nostro pubblico. Preparano il loro leggio, ci siamo? Sì.
Solito applauso naturalmente per i nostri amici flautisti, che ricordiamo i nomi: Marina Onidi, questa volta non l'ho proprio sbagliato, Jacopo Cavalotti con una L sola, Michela Buongiorno, che è seduta alla mia sinistra, in centro. Ecco, volevo chiedervi una cosa, mentre di amici, aspetta che rimetto la cuffia, se no non sento la mia voce, mentre di amici pianisti ne ho veramente tanti, perché sono tanti pianisti, di amici flautisti ne ho meno. Voglio ricordare Paola Fre, non so se la conoscete, molto brava, è docente al Vittadini, Elena Cecconi, un grande nome, è venuta anche lei diverse volte, molto molto brava, Luca Magni, che è un amico pistoiese, un flautista pistoiese, però non ho un elenco così fornito come di amici pianisti. Ecco, la scelta di questo strumento, a differenza per esempio, non so se lo sapete, ma del pianoforte, a che cosa si deve secondo voi? Anche può essere anche la comodità di uno strumento piccolo, che uno porta con sé, a differenza di un pianoforte che se lo trova lì, se va a fare un concerto e quel che trova. Diciamo che da piccoli la questione di uno strumento piccolo o grande, secondo me, Non è ci l'ultima cosa a cui si a fa cui uno pensa. riferimento. Sì, Però secondo me magari è semplicemente magari vai ad ascoltare un concerto, ascolti un grande flautista, un grande pianista e magari fin da bambino, ti innamori di quello strumento a tal punto da voler iniziare un percorso. ecco, però lo aggiungo io, che portarsi uno strumento con sé, è tutta un'altra cosa. Sì, Poi adesso fra poco assolutamente. arriverà lo strumento il flauto d'oro per te, vero Marina? Come Severino Andrò Gazzelloni. esatto, andrò appunto a ritirarlo come finiamo qua, quindi sì, Mamma che diciamo che emozione. è stato frutto di tanti sacrifici e, appunto con il duro lavoro Ci sei sono riuscita. riuscita, sì. E anche Elena Cecconi ha un bel flauto d'oro che suona, che forse ha portato direttamente qua nei nostri studi. Lei è stata la Beh, mia prima ma insegnante va? del Conservatorio di Cagliari. Ma Sì, guarda, pensa. sì, sì, sì. Le mandiamo un saluto, non so se ci sente, però è veramente una grandissima flautista, poi scrive poesie, scrive racconti, veramente un artista. Poi ama molto gli animali. Mh. Anche voi amate gli animali? Tanto. Sì. Sì, Sì? abbastanza. Tu meno? No, sì, Ah. sì. Lei ha detto No, no. tanto. Io tanto, io ho un cagnolino. Bene, allora, a questo punto ditemi avete detto i vostri programmi. Intanto domani e domenica cosa fate? Domani abbiamo Prova. prove nel Avete prove pomeriggio. per il Sì, 9? Sì. esatto. Ma le fate anche insieme, voi 3? E con tutto l'ensemble, Con sì. l'ensemble, con sì, l'ensemble. esatto. Non è che dice: "Mettiamoci insieme così siamo più bravi, mettiamoci No, noi così". No, si viaggia proprio in Sulla gruppo. stessa linea. tutti in gruppo ed è giusto che sia così. E io a questo punto, anche se abbiam fatto l'interruzione, inserirei l'ultimo brano, di questo autore, così poi concludiamo con il brano "Novecento". Okay. Come volete, perché diciamo il brano del Novecento è più, diciamo, potremmo descriverlo come una poesia più delicato da un certo punto di vista. Fate voi la scaletta. Quello Va che bene, allora guardiamo l'orologio concludiamo. per avere tempo di concludere. 6 minuti. Quindi in 6 minuti dovete fare i 2 brani. Possiamo farli Sì. di seguito, fare prima l'ultimo movimento di Quantz, Va bene? che è un vivace, come dicevamo, Va e bene, puoi poi chiudere con questa cosa questa delicata e delicata dolce. poesia di, diciamo, questo compositore francese del Novecento, nato nel 1926, E chi è questo compositore? Castered, Castared, ecco. che ha scritto, diciamo, diverse cose per flauto. Questo è un'opera, I flauti in vacanza. Questo vi eseguiremo il terzo movimento che è chiamato, intitolato I flauti sognatori. Oh, che bello, belli i flauti sognatori. Va bene, lo dedichiamo a tutti coloro che oggi, festeggiano San Francesco, Esatto. Francesco, Francesca e i vari derivati. Un bellissimo nome, sia al maschile che al femminile, al quale vanno tutti i nostri affettuosi auguri. E i ringraziamenti dopo, se Sveva ci regala un minuto per salutare gli ospiti. Va bene? Allora preparatevi ancora, io come sempre mi tolgo dalla visuale, togliendo prima la cuffia.
quando i nostri artisti sono pronti, stanno... Eccoli qua, pare che siano pronti. Siete pronti? Ditemelo perché non vi vedo.
Bravissimi. Riprendiamo il posto per salutare eccoci qua. Riprendiamo il posto per salutare i nostri ospiti che nel frattempo depositano il loro strumento, con il quale credo che abbiate terminato la vostra esecuzione pubblica radiofonica, e anche perché il tempo purtroppo è terminato, quindi siamo costretti a salutarvi. Allora, Marina Onidi, questa impressione di una trasmissione radiofonica, che effetto ti ha fatto, tu che sei abituata già ai concerti col pubblico? Diciamo che è un'esperienza diversa, molto diversa, strana, ma bella. Mi son divertita tanto. Bene, mi fa Quindi piacere. grazie mille. E tu Michela? Allora, diciamo che è una cosa molto insolita, essendo la prima esperienza. Solitamente magari siamo abituati a suonare davanti a un pubblico e non siamo appunto abituati a un pubblico virtuale, però devo dire che cioè io almeno mi sono divertita, ti ringrazio per l'invito E questo a è nome di il tutti e minimo 3. che... E tu Jacopo? Condivido quello che hanno detto Michele e Marina, aggiungendo soltanto che spero di vedere su questi canali altri ragazzi come noi che, diciamo, parlano della loro esperienza, così potrebbe essere un modo, un primo passo per avvicinare più giovani alla musica. Giusto, ottimo consiglio. Io cercherò di fare di tutto per portare degli altri. Ogni tanto però vengono i giovani, li porto e vengono volentieri. Io ringrazio Sveva, giovane come voi, che ha apprezzato, Sveva hai apprezzato, no? Adesso ci fai la fotoricordo. Io saluto i nostri 3 ospiti, Marina Onidi, Jacopo Cavallotti, Michela Buongiorno. Buona continuazione, buon concerto al 9 di ottobre al Conservatorio come si chiama? A Vivaldi, Conservatorio Vivaldi di Alessandria, ore 18:30. A tutti voi a risentirci sabato prossimo, e naturalmente un rinnovato auguri a tutti Francesco, Francesca in ascolto, e a voi in particolare un in bocca al lupo grande grande. Grazie. Grazie. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.